Ribadire la richiesta di commissariamento delle strade sarde, oggetto di importanti lavori che vanno a rilento, e poi la spesa di 3 miliardi di euro stanziati per le infrastrutture sarde, le cui condizioni sono note a tutti, con problemi sotto il profilo della sicurezza e della mobilità dei cittadini. Sono questi alcuni dei temi all'ordine del giorno del vertice tra l'assessore regionale ai lavori pubblici Roberto Frongia e l'amministratore delegato di ANAS Massimo Simonini. La Regione, dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, vuole anche capire quale sia l'orientamento del nuovo governo e del nuovo ministro sul tema delle infrastrutture e del commissariamento. In sede di presentazione della riunione, l'assessore Frongia ha ricordato l'elenco delle strade ritenute strategiche ma bloccate, col pericolo che vadano in fumo i soldi appaltati se i lavori non verranno avviati. I notevoli ritardi che scontano alcune tra le opere più importanti della viabilità sarda, gran parte delle quali in capo ad ANAS, non fanno che aggravare il deficit strutturale del territorio regionale, esponendo la Sardegna al rischio di perdita di finanziamenti, ha ricordato l'assessore Frongia. È del tutto evidente quindi che si debba operare con la massima celerità per avviare i cantieri e sbloccare quelli fermi, motivo per cui abbiamo chiesto il commissariamento. Oltre al completamento dei lavori sulla Sassari-Olbia, ha ricordato l'assessore Frongia, c'è anche la messa in sicurezza della 131 e il completamento della 291 Sassari-Alghero, ma anche le risposte sulla 125 Orientale Sarda, sulla nuova 125 e 133 bis, sulla circonvallazione di Olbia, sulla 127, sulla 195 Cagliari-Pula, sulla 130 e sulla 554.